10, 77, 24. Non stiamo tentando la fortuna, ma stiamo dando le posizioni conquistate dalla provincia di Treviso nell'ultima classifica del Sole 24 Ore che analizza la qualità della vita in Italia differenziando tra bambini, giovani e anziani. 10ª posizione per la qualità della vita dei bambini. La Marca è davanti a tutte le altre province venete, Vicenza è solo 24esima. Meno soddisfacente il posizionamento se si guarda ai giovani. La Marca scende al 77esimo posto, in Veneto al primo posto c'è Belluno seguita da Vicenza. Poi è la volta degli anziani che a Treviso tutto sommato stanno bene, anche se stanno meglio a Padova, Verona e Vicenza. Oltre alla classifica finale, l'indagine del quotidiano economico scandaglia anche diversi indicatori e qui la fotografia della nostra provincia assume contorni più nitidi. Per i giovani a pesare il saldo migratorio, chi se n'è andato dalla città e le tariffe dei canoni di locazione. Il livello dei costi dei canoni per l'affitto per i più giovani che è troppo alto. Se vogliamo lavorare su questo per trattenere qui i giovani dobbiamo fare canoni speciali, dobbiamo fare abitazioni per studenti universitari e giovani coppie. Dall'altro lato bisogna lavorare molto sulla qualità della formazione e dell'istruzione, cercando di dare risposta ai bisogni di una istruzione sempre più tecnologica, sempre più al passo coi tempi. Un welfare più attento ai giovani, per loro mancano strutture e luoghi di aggregazione, mentre per i bambini e gli anziani mancano i servizi di cura. Il numero dei pediatri ogni 1000 abitanti, fascia 0-14, ci fa precipitare dalla 10ª alla 92esima posizione, mentre l'assistenza domiciliare agli anziani arranca, Treviso scende al 29esimo posto. Sembra che sia necessario creare un ecosistema che sia attrattivo per i giovani e capace di trattenere nel nostro territorio i giovani che abbiamo formato. Per far questo serve una cabina di regia, un'unità di crisi che metta insieme tutte le forze migliori del territorio. Penso ai nostri sindaci, alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria, al mondo dell'università e dell'istruzione, ma anche al terzo settore.